Un colore vale un altro di Guglielmo Triolo. Il quartiere di San Vito a Partanna si poteva considerare un paese, tante erano le persone che vi abitavano. Tra questi vi era Mastro Ignazio e la sua famiglia. Il Domeschino faceva lo barbere e lo suo travaglio lo cangiava non con sorde ma con cose da mangiare. Ad esempio, se uno ci diceva quanto da dare per sta barba, il due soldi non ce ne domandava, ma se lo cristiano in campagna via broccole, cucuzze o bastonache, ci diceva che l'accettava con piacere, perché Piddo era lo stesso come se lo pagassero. Quando lo servizio aveva a durare tutto l'anno, l'accordo si trovava con 2 decale di formento, 2 monette di fave, qualche cafiso d'olio, 4 casce di pomodoro per salsa e cose di sto genere. Se qualcuno allo spronto, senza accordo fatto prima, se voleva fare la barba, magari fatta per tutta la settimana, dicendoci prima che aveva essere pilo e contropilo, e magari voleva pure tagliare le capite a sfumatura alta, dallo salone, prima di trasferirlo, trasia la mercanzia del baratto. La discussione iniziale era di tipo amichevole. Arrivi in campagna e ti coglivi sta mezza cartetta di scozzolonate, o magari in altro periodo, tacchianavi in campagna ste 4 passoluna, ma lo finale era sempre lo stesso. Anche su gnucca, merrato e ma giusto sto mostazzo. La vita professionale era gratificante, non dava segno di cedimento clientelare e nel quartiere d'Ognazio era tenuto in grande considerazione. Un c'era matrimonio che un veniva chiamato per dare una mezza aggiustata allo zito e il Domeschino ci metteva tutta la sua arte per levare cedengordo la puzza de pecora e de beccume e sbiancarlo con anticchia de cipria de colore nivoro che già alle prime d'aprile paria un carboneddo. Un c'era morto che il veniva chiamato per farci l'ultima barba e l'ultimo taglio de capite. A tale impegno professionale si affiancava un meticoloso impegno igienico. Dopo l'operato, l'attrezzo usato per lo morto, per delicatezza, le lavavano dallo bacile dello salone. Qualcuno oggi potrebbe pensare che le cose così fatte non erano igieniche, ma si sbagliano. Ai tempi dei fatti nessuno parlava e tutto era accettato. Normale era metterci allo morto le scarpe di cartone accattate 9 per l'occasione. Che fa? Lo morto se ne ha a dire senza barba e senza capille fatte? O se ne poteva dire senza scarpe? Suo mestiere, lo mascio, se l'aveva insegnato durante la guerra alla Bessinia, perché prima faceva lo carrettere. Ma una volta la jumenta s'appagnao, fece sbutare lo carretto e io ci incagliavo sotto con la amma. Dopo di tanto arrestavo il zoppo e mezzo sciangato e per l'occasione a paccangiare mestiere. Quando tornavo dalla guerra, non ci senno tante cose da mangiare, se ne scennio verso Durracita per vedere se trovava una vesazza di qualetta. Mentre camminavano dalle campagne, avvicinandosi a un magazzino, di lontano vitte una picciotta. La vista ci aggiornavo e con la scusa di volere un bicchiere d'acqua s'avvicinavo per conoscerla. De vicino paria un'altra, era sicca, scurusa dalla faccia che paria bruciata dello sole, ma io non ci piaceva lo stesso. Dopo di tanto, Zalichi, Paledda e Burrani, nessa zona ne mangiavo tante che ce ne scero di tutte le pertusa, fino a quando non se la pigliavo per mogliere. Tutto venne preparato con scrupolo. Riciure, l'urrasolio di tante colore, le cicere e le muscardine, insomma la festa dette onore alla famiglia. Di suo matrimonio, dopo tanti tentativi, nascì una piccellidda. Il desiderio era di avere anche un maschietto, ma pur mettendoci tutta l'attenzione, dei figli non ne vennero più. La piccellidda fu chiamata Angela e tutti la chiamavano Angelina. In quella casa aveva portato tanta allegria. La moglie di Mastro Ignazio, femmina all'antica,
Subito incominciavo a tessere scampole per tovaglie, fare cenere con lo tombolo, fare lenzuola ciuriate, fare puntina alle giubbera e accattate cose per la casa. Da dote sapeva fare ed era meglio cominciare subito alla nascita. A detta da donna Giovannina, lo tempo passa andò sbotone e lo matrimonio viene prima che manco te l'aspetti. Insomma, manco la peccerilla via 5 anni che già la cascia della biancheria era china e la dote era fatta. Ora si aspettava l'età per farla zita. Quando lo tempo arrivò, tutte se ne addonarono, pure le vicine lo capero. Cominciarono a passare e spassare tante picciotte, che passava con lo mulo caricato di sacche frescando, che passava con lo carretto incantando. Tanto era lo traffico che la via delle Normanne paria nasciata mascia. Pure le vicine di casa, tagliando di darre la porta o di darre la tenna, facevano lo tifo per le picciotte e magari dicevano la so. Chissà sì che è buono e ave le sorde. E magari si pigliasse a chisso che aveva un sacco di terre dei borghesi. Le voci sugli spasimanti diventavano vere lotterie. Alla settata fora, dannagnune di cortiglio mise allo frisco, mentre tra idde femmine facevano quasetta e puntina, con buse e uncenetta, ognuno diceva la so, e parlando, le descrizioni si facevano con completezza di particolare che tutta la storia delle famiglie, fino alla 7ª generazione, veniva ammentuata. Non c'era uno che passava della strada che non veniva vattiato della testa alle pene. Alla fine, per farla corta, lo zetaglio fu incrucchettato con un pecciotto figlio di un ortolano di Saleme che avevano le terre alle raffe. Era acceppato e senza capire, ma buono decore. Prima di fare sezzito, avendo discussione con la madre, perché ci voleva dare una vicina di casa, ci disse con fermezza di discorso: «Oidda o la esterna!» E la madre a così si persuadiò. Lo matrimonio arrenesciò e tra iddi erano d'accordo. Dopo un'annata, verso lo mese d'agosto, lo tempo era fatto ed era ora di nascere. La pecciotta aveva nasciuto incinta dalla mernata e ora tutte si premuravano per portarla all'ospedale. La portarono in sala parto e quando la voce fu sentuta, tutta la parentata che si aspettava dalla porta fu contenta, che si abbrazzava, che stringeva la mano allo padre, che si complementava con lo suocero. Dallo corridoio dell'ospedale era un inferno, un sarrigia. Ma tutto a un tratto la porta si rapiò, ne sciò fuori l'infermiera e con voce ferma e risoluta disse: «Nascì una bella femminedda!» Lo padre stava cadendo in terra per lo scanto, voleva un mascolo per avere un aiuto in campagna, ma fece finta di niente e si mise a ridere. La mattinata passò e lo primo pomeriggio la suocera ci disse alla nora di come aveva chiamato la peccelidda, ma ce lo domandavo talmente scandata che la voce ci tremava. La risposta fu data subito. Il nome era Celeste, come chi dà dalla televisione. Alla ditta dello nome, la suocera gianniao e resistendo allo cambiamento di colore s'annervavo perché voleva solo sul nome, che era rosa. Tanto colore era celeste e colore era rosa. A detta dita, un colore va l'altro. Ma una parola disse la suocera e una parola disse la nora, che si avevano agguantato e parole se ne dissero quanto bettazza, tanto che correro le infermiere per gualare le criva. Alla fine, quando le cose non si potevano sistemare, si decise che non avevano a comandare né una né l'altra e contenti tutte e due dettero l'incarico al dottore di turno per sciogliere sta grappa all'oscuro. La frase fu detta: «Né tu né gli, so che dice lo dottore facemo». Lo dottore esperto, vedendo che nell'ospedale stava succedendo un inferno, amante iddo delle varche de mare, ci venne in testa un colore e con decisione e con fermezza ci disse: «La peccelina si va a chiamare azzurra». Alla ditta di sto nome fecero silenzio tutti. Si aspettavano agguantatine, rompimenti di teste, tiramenti di capite.
E invece no, sia la madre che la suocera furono contente. La suocera pensava che non aveva fatto vincere la nora. La nora, basta convincere la suocera, era contenta, tanto lo colore era celeste o era azzurra, ci piaceva lo stesso. Quando lo marito la sera ia all'ospedale con una guantera di cose dolci nella mano e bitte la moglie e la madre contente che ridiano con la piccerina in collo, non pensavo più allo figlio mascolo e pure io fu contento.